Modalità silenziosa perché stiamo per cominciare le registrazioni di Canzonando. Di e con Ray Martino. Eccolo. E vabbè, Ma si anche metta d'accordo però, scusi. Ah. Cosa vuole fare? Ma no, all'ospite dopo, scusi, lo facciamo tutti insieme. l'ospite è una novità. È una strada difficile. Il dottor Lo Sapio! Ma fatelo più robusto questo applauso, ragazzi. Bravo, dottore, bravo. Ma finite di grattugiare il formaggio, ma sia fermo. Scusi, Dà fastidio anche alla gente. Ma come dà fastidio? Dobbiamo fare la sigla, dobbiamo Va presentare bene, ma non è l'ospite. questa la sigla, lei è un cacciarone quando fa così. Avete devo- finito di parlare, dirà. Ma sono anche dei suoi amici, quelli si sono incontrati da molto tempo, è anche bello Va che bene, siamo un possono posto andare anche di al socialità, parco, ma non è vero, invece la gente si rincontra qui magari dopo mesi che non si vedeva. Va bene, ma perché poi se perdono l'inizio non capiscono un cazzo. Ma non è vero, scusi, cosa devono Siamo capire? come un film noi. Ma Forse nella sua testa, diciamo, però. va bene, allora. Dobbiamo presentare l'ospite. Ah sì. Sì, dobbiamo presentare l'ospite, ma Però- io prima di presentarvi l'ospite, come sempre ho fatto una piccola scheda. Dell'ospite. Certo. Tu grattugia che secondo me ci sta. No, faccio una cosa un po' più romantica. ok. Come voi sapete noi siamo... Sa che mi dà fastidio sta roba qua, ma... Quando parlo mi dà fastidio, cioè non è che Vabbè, la musica allora- ci deve essere sempre Ma non è ovunque. vero, invece è bello perché poi lei è anche bravo a parlare, adesso voglio fare una captazione No, perché già a parlare mentre suona, adesso lei vuole fare, scusi. c'è già la gente che parla che dà fastidio, poi anche lei con la chitarra, ma... Vabbè, ma non sia così, si può fare Va bene, facciamo volevo- silenzio per favore. che Come lei parla. sempre voi ormai da tempo sapete, noi siamo un trio di musica socialista e sostenibile. Volevamo alzare il tiro, questa sera abbiamo invitato un compagno. Quindi abbiamo invitato un vecchio comunista, ho qui la scheda. Pensate che lui è talmente comunista che Che Guevara aveva le magliette con la sua faccia sopra. Noi per entrare a casa sua quando eravamo bambini dovevamo fare la tessera dell'Arci. Se no, Che se non si abitava in un circo. arriva di una famiglia Abitava- proprio sì. comunista, ecco, noi comunisti da quando non mangiamo più i bambini mangiamo solo più pollo perché però io prendo il pollo della grande distribuzione, no? E dico, come male, ma scusi. quello fa, No, è vero che fa male, ma scusi. io mi trovo bene. Ma si Io- trova bene forse perché è abituato ma male, guarda, però voglio io dire. devo essere sincero, col pollo alla cacciatore del leader mi sono curato una prostatite. Cosa vuol dire? Scusi, C'è perché un po' si è di curato una antibiotico dentro. sai. Bravo, C'è un po' di antibiotico. proprio un pollo. l'antibiotico del pollo. Io, sì. ma Non il giorno esageriamo, dopo, non esageriamo. Infatti lo devi mangiare Ma una che settimana, c'è? se no. ma il pensavo giorno era- dopo fai era casino. nuovo come quando ero bambino, ragazzi, una cosa. Nonostante io l'abbia anche messo un po' ovunque, ecco, delle volte. Ma lasci Vabbè, perdere, questo era- non faccia il gradasso, non cominci così a fare il gradasso. qua, L'ho che messo vuole in fare un certi po'. posti. Era per fare un po' lo spirito. Ma sì, l'ho capito, ma Va bene, perché so che questo è anche si mette a pubblico, fare, ecco, si mette a fare due scorregge, buono. pubblico che ama anche un po' la scorreggia sotto le ascelle. Ma va sì, bene. come no, è chiaro. È chiaro. Pecoreccio. Allora, Matteo la domenica invece di andare come tutti gli altri a Funchi, Gli altri ecco, chi, scusi, i suoi amici, gli altri. ma quanti di voi, scusate, solo per capire, vanno a Funchi la domenica mattina? Quanti a Ce n'è Castagne? uno, ce n'è. Quanti a Sempre lo stesso. Castagne? Funghi e castagni. Quanti a Santo Graal? Cioè, Ah, bravo. non va, io c'è stato un periodo che andavo, ho detto cazzo lo devo Io trovare, anche. prima o poi. Va bene, la domenica invece di andare a Funchi, lui si diverte ad andare a bussare dietro le porte della gente, a rompere i coglioni e vende lotta comunista. Cioè, Sì, sì, Matteo, prendete un appuntamento, viene domenica alle 7, ragazzi. Ecco, pensate che- Vero, scusi. quindi
Guarda che quelli della lotta comunista hanno un po'. Prima si pensava che i rompicoglioni fossero solamente abilitati a romperli in due, vedi i testimoni di Geova. Sì. Erano sempre, da quando ci sono quelli della lotta comunista si è capito che uno può rompere i coglioni anche da solo. Ecco. Certo, Perché è io non mi chiaro. sono mai spiegato perché i testimoni di Geova sono in due. Ecco. Allora vende questo bel giornale, vedi, guarda che roba è. Ma più che i contenuti, quello che è importante di questo giornale è il materiale. Guarda che materiale, Che ragazzi. vuol dire materiale? È Che come la carta? coperta della nonna, ragazzi. Ma questo viene classificato come cartongesso. Io sono andato all'Ecocentro, avevo 150 numeri. Addirittura. Fa, dove va lei? Ah, lo vado a buttare nella carta, fa, non si permetta. Come non si come non- permette? Che vuol- E dico, come non si permette? E dove lo butto questo? Fa, no, lo butta nelle macerie, calcinacci. Scusa, ma mica è una cosa Ma edificata. ragazzi, Sì, sì. guarda che con un numero, già solo un numero di lotta comunista, ci fai la cuccia al cane, guarda. Guarda che bello, il cane non c'è niente di... Ma che c'è? Ma stai scherzando? Non faccia. con una settantina di numeri ti fai una scarpiera. Sì, beh, E cosa ti è costato? Un'offerta, dai, un euro. ma che poi c'entra? dai. Uno compra un giornale per leggere quello che c'è scritto, no? Va bene, comunque, No, come è ti fai fatto. una scarpiera. Addirittura se vogliamo 250 numeri ti puoi fare il muro divisorio, perché essendo cartongesso, Chiaro. e se proprio ne hai tanti di numeri ti fai anche un garage che poi lo metti in giardino, dopo un po' fai il condono, cazzo, lo vendi a 25.000 euro un garage. Se va bene. Conviene. Guarda che conviene. roba! Questo se lo lasci nel deor di un bar, prego, venga. Facciamo una... Ah no, questo è forte, questo ci questo sta, mena, ma facciamo non piede si- di dietro. non si fa Allora, così. no, lo conosco, dico, questo è non lo pugile. disturbi. Va bene, dico, se questo lo lasci sul deor di un bar, durante un giorno di Bora a Trieste, Sì. ma non si gira neanche la pagina. Rimane così, è terribile. E Matteo fa questo, era la piccola nota, e allora introduciamo il nostro ospite, accogliamolo con un applauso generoso. Anzi, devo dire, però mi hanno pregato, il compagno Matteo me l'ha detto, che ultimamente anche Lotta Comunista è andata online. Io ho detto, Non lo dica così in maniera... ma no, online, ma perché normale, loro sono, online. guarda, trattano ancora delle, guarda qua, Cosa c'è? guarda qui, che auto e batterie negli anni 70. Guardate le notizie, questo è nuovo, pensa alle notizie, questi si occupano ancora delle batterie. Cosa degli gliene anni frega 60. lei? E io ho detto, ma siete online? Sì. Siamo online, mi hanno dato anche Cosa era? Attenzione. www.chiocciol. No, chiocciola, scusi, Chiocciola. chiocciola, non è chiocciola. Ma poi subito dopo www. Chiocciola. Chiocciol. Vabbè, se non se lo ricorda. Aspetta, Scusi. ma aspetti, ma se una cosa la sa, la Vabbè, dice. Se dai, non la ma sa, non è se che l'è la so, me l'hanno segnato. detto. Non la sa, allora. Lei è veramente un terrorista. www. Ma non è che sono Terrorista. terrorista, c'è un pubblico, abbiamo Ecco, una ce l'ho scaletta, qua. si Ecco. mette lì. Ah, ecco, è vero, è dopo il chiocciola. Eh. Lotta comunista, tutto attaccato, chiocciol, Chiocciol. Senza punti, tutto senza niente. senza niente, chiocciol.marx. Ah, Come può c'era un chiocciol, punto. punto, C'era il visto? punto, c'era. Punto Ecco, ha detto, Basta. se tu vai su questo ti collega online, solo che essendo, sai, loro sono un po' vecchi, dovresti avere il Commodore 64. E quindi, se ce l'hai, cosa stai facendo i suoni? Cosa stai facendo? Va bene, allora introduciamo il nostro ospite, perché mi hai fatto perdere tanti di quel tempo. Sì. No, ma... E allora accogliamo con un grande applauso Matteo Castellan alla pianola, dai, generosi. Ciao Matteo, ciao Matteo. E insieme a Matteo questa sera apriamo la sfida, ma prima della sfida faremo il sommario, ma prima del sommario faremo la sigla. Attenzione. Doveva sorridere lei. Ma io ma non mi guardi a me, lei deve staccare il Allora, io ti ho detto 1000 volte, quando siamo davanti alla gente, siccome sta gente viene, perché questi mi amano, hai capito? Questo è il mio pubblico. Tu devi fare le cose fatte bene, se no non le fai. C'è una sintonia fra di noi, ragazzi, che è bellissima. È bello quando...
c'è una sintonia. Allora vogliamo fare la sigla, Va Mao? bene, va bene, va bene. Volentieri, volentieri. Ecco. Mi piace. Guarda che- Sei uno scemo, Mao. Solo io. Va bene. Quando hai la gondoletta fuori, Lazzarone, Lazzarone. quando c'hai la gondoletta in cortile, c'è la maglia da gondoliere, guardate bene. Va bene, siamo pronti, Mao? One, two, ancora perché io di quella sera non ho fatto più Mi ero preparato tutte delle robe, però poi sul momento. Ma no, ma dica, poi peccato. E voi? Grazie! Voilà, voilà. Va bene, allora siamo pronti a partire col programma. Scusate, sentite che enfasi. Siamo pronti con il sommario, vai con la sigla del sommario. Via. No, ne faccio un altro, faccio una musica di sommario. Una musica di sommario, fate una musica di sommario. Bravo. Allora questa sera, cari amici, oggi oltre a presentarvi la seconda tappa del nostro contest, ecco, è la sfida tra due grandissimi interpreti. Questa settimana ci sarà la bravissima Mina Condro versus Mina versus i Kin. Cioè, Qualcuno li conosci? Sì, sono Almeno due- uno. Ecco. Allora alla pari. prima della sfida avremo diverse rubriche. Questa sera parleremo di medicina, l'influenza dei peperoni sulla qualità del sonno degli abitanti di Carmagnola. Storia, grandi sconfitte della storia, da Waterloo alla scolarizzazione di Lobue. Zoologia, se il leone riesce a fiutare l'odore delle sue prede da chilometri di distanza, perché la gazzella non se la fa una cazzo di doccia? Scienza, c'è vita su Marte? Sì, ma non come Ibiza, L'orchite, vabbè, la materia che quella. Sociologia, perché quando lo bue trasloca perché quando lo bue trasloca, scusate, nessuno vuol portare mai il frigo ma tutti le scatole dei libri? Non faccia il furbo solo perché, È arrivato un po' non è dopo. ancora entrato. È Non arrivato faccia un po'. così il furbo solo perché non è ancora entrato. Andiamo avanti. Grande attrazione, le grandi attrazioni della storia, scusate, da Marco Antonio e Cleopatra ai pidocchi e le scuole elementari. Questo non l'avete capito. Vabbè. Medicina B, se il bagno al mare si può fare 2 ore dopo un pasto, quando si può fare se ceni da una famiglia di calabresi? 2 stati dopo, mai più, da quel momento in avanti solo vacanza a Macugnaga. Fake news, Zanella Sport chiude per cessata attività. Andiamo a chiudere. Sociologia, l'influenza dell'aglio sulla capacità di socializzazione dei romeni in ascensore.
Tabacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. La scienza si interroga: come cazzo fa a essere ancora vivo Re Martino? E chiudiamo Regno degli animali. L'orsetto lavatore fa anche i vetri. Fate un applauso. Va bene, queste saranno le materie, ecco, che troverete all'interno della nostra puntata, ma arriviamo alla sfida. Abbiamo detto appunto che c'è. Signorina, cosa fai dietro il vetro? Mi manda i baci. Ciao, Maya. Ah, è Maya, la Maya la candana, Maya, poi ci fai una sorpresa, Maya. Va bene, vai già via, Maya. Vai via. Ti stai divertendo. No, Va bene, allora, cari amici, iniziamo la sfida. Questa sera abbiamo due mostri della musica Come internazionale. facciamo però senza, non voglio Sì, dire no, niente, perché però rischiamo di fare dei casini. non qui. si può parlare Livello- ancora Ah, è dei, vero, dei è vero. contendenti Lei perché senza l'ha preso in giro, aver- ha fatto senza il poco, notaio, è cosa vero, è facciamo? vero. Poi- e lo storico. E anche lo storico. Allora li facciamo infatti. entrare. Facciamo Scusate, entrare, dai. mi ero dimenticato. allora. E allora, cari amici, per far sì che una sfida abbia un senso, ovvero ci va un garante, colui che gestisce anche le votazioni, perché ci saranno delle votazioni, noi vogliamo essere ineccepibili, e allora ci va un notaio. Noi abbiamo scelto l'Associazione Nazionale dei Notai, ci hanno mandato uno dei più prestigiosi. Sì. E quindi sì, è bravissimo. Tu quello in 448 ti fa un rogito mentre prende da bere, tac, te lo fa, via. Laureato a Ma come Padova. ridere, bravissimo, fa tante cose. Allora accogliamo con un applauso il grande Savino Lobue Argenton. Eccolo là. Notaio, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Come ha passato la settimana, notaio? Lavorando come al solito. C'è tanto lavoro in questo In periodo. questo periodo sì, la gente vende case come, come le ridere. vende e gente che le compra. C'è tanta gente che le come ridere, vero? Infatti è uguale. E lei sta proprio fatturando E io tanto. stasera sono arrivato in ritardo proprio perché ho finito un rogito mezz'ora fa. Sì, è vero. L'avevo visto uscire, l'ho visto parcheggiare il BMW. No, sono venuto col taxi, quello BMW. No, vabbè, allora non perché era il suo. quando finisco qui non ho voglia di guidare, allora prendo il taxi. Va bene, vuole dire solo al pubblico che vedendola così qualcuno forse ha dei dubbi. Può Forse. dire, ma non so se è veramente un notaio. Vuol dire per cortesia al pubblico dove si è laureato lei? Allora, per l'ennesima volta lo spiego. Sì. Mi sono laureato qui a Torino, però ho fatto Dove? qui a Palazzo Nuovo Allora, e poi ho fatto il master a Padova, il paese di mia madre. perché voi siete originari. Noi siamo No. origini di Ecco, là. l'Argentone, siete una famiglia di Da parte di mamma, mio papà no. cacciatori, invece da parte di mamma tutti notai, vero? Tutti Tutti notai. notai. Va bene, allora il nostro notaio ve l'abbiamo presentato, il dottor Lobue. Vuole aggiungere ancora qualcosa? No, niente, che Niente. possiamo cominciare con la sfida. Lei ha già annunciato. mi Sì, sembra. però per fare una sfida ci va anche qualcuno che spieghi la storia dei nostri due. Ma io non sono storico. Lo so, allora lo sapevo, già il chiamiamo notaio. il nostro storico, ovvero Giorgio Olmotti. Giorgio Olmotti. Sarà mica andato a bere con siriani da qualche parte? Ci ha fatto il pacco. Dottore, Ah, non c'è Giorgio no, Olmotti. hanno detto, No. ha avuto dei problemi. È in Friuli, Infatti sta facendo una cosa in Friuli. nei Io boschi. ho provato, sai. gli hanno mandato, infatti gli aveva È mandato il mancato. WhatsApp. Ma che mancato? Gli ha mandato il WhatsApp, gli ha mandato. Madonna, eri Ma giovane. no, ma Neanche così giovane, però. E quando Ma non fanno il rosario? Non è mi in dici un Friuli. cazzo. Vabbè, mi ma dici io non lo niente. sapevo. Abbiamo mandato un copricassa alla famiglia. No, il capricassa Ma lo fa la no. famiglia. Noi Ma semmai no. mangiamo una Facciamo corona. un cuscino, una corona. Una corona. no. La messa di Le Trigesimo. ha Andrea. mandato un E messaggio. Rosario al quando Monti. è? Quando è il Rosario? È in domenica. Friuli. Ma a Cini domenica. Friuli dobbiamo andare. Mandiamo un No, telegramma. fa Friuli dai. lui, torna Mandiamo poi un con la messaggio. moto. Ma mandi un telegramma, chi cazzo se ne frega, dai. Queste formalità. Quando poi uno se ne va, dai. Questo è Ma non vero, ha capito. Questo è vero. È in Friuli, ma è vivo, sta bene, sta facendo un lavoro. Ah, se- lì. Le ha vabbè. mandato un messaggio lui stesso in persona. Ah, lui ha mandato un messaggio. A lei, Ah, a dovrebbe me. sapere. E cosa dice il messaggio? Non so, ho mandato a lei per avvisare. Vabbè, ma io ho il computer rotto. Ma non sul computer. Il telefono.
sul telefono, ma io non l'ho ricevuto. Vabbè. Devo esserci. Vabbè, comunque chiediamo scusa, ma siccome noi siamo anche, io sono anche laureato in storia, quindi voglio dire, A combinazione. Sì. non è un grosso problema, possiamo Assolutamente. anche noi parlare di questi due interpreti che ci saranno questa sera, ovvero stiamo parlando di due grossi nomi, la Mina, la cantante La Mina. Come la Mina? Mina Come- senza la. Beh, La Mina, va bene. La Mina, Ancora. Mina. lui sono amici. Va bene, Mina contro i Kin. Allora, innanzitutto vi dite, ma cosa c'entra Mina con i Kin? C'entra. Ecco, poi una è morta e i Kin sono ancora Come è vivi. morta? Non è Ecco, morta. Ma soprattutto non molti è staranno morta, dicendo, scusi, ma non è vero. chi sono Non questi è chi? morta. Cioè, spero Ma di no, veramente, perché... chi non conosce i Kin alzi la mano. Sinceramente, ma andate via fuori. No, ragazzi, cioè, Ma si come? parla Ma di scusi, dottore. Beatles, Rolling Stones, Keane. Ma è Sei vergognante, sempre ma come detto. fa? No, Sì, scusi, ma però sono non un può gruppo fare E minore. chi conosce Mina? Perché può darsi che qualcuno non conosca Mina. Beh, non tutti E conoscono vede, a Mina, prima fila non conosco Ma nessuno. non va bene ecco. però Come questa fate a non cosa. conoscere niente? Vabbè, Lei- vabbè, Non va sono fatte bene, così. non va bene perché lei così la gente lo sa già per chi votare, perciò Vabbè, prima deve sentire. era per capire, Comunque, Eh. innanzitutto c'è una grande unità fra questi due interpreti, c'è qualcosa di comune, in quanto sia i Kin che Mina fanno parte del mondo della musica. Ma va. Ma capito, ma sì, un po'. Quella è una bella Vabbè, cosa. e questa è già Questo è- una cosa. sì, Poi molto lei forte. si è specializzata nei Kin, cosa vogliamo Io dire? sì, dei io ho Kin? studiato moltissimo la storia dei Keane. Vedo che c'ha Wikipedia ho- aperto, Beh. ecco. No, dico, Non posso, Però cioè, prego. mi sembra già uno. Ma no, ma guarda lasci Mo che stare. non c'è no, niente. no, a me aperto, niente che non c'hai i acqua, non me la fiori, dia ma- l'acqua, non importa. Non mi date acqua, Vabbè, no, parliamo no. dei Keane. Prego. Raccontiamo i Keane a chi non conosce questa band che diciamo piazziamo intorno alla fine degli anni Sì. 90, anche se per noi sono una band che può essere anche considerata anni 60. Ma cioè, io le ho è una- ascoltate la prima volta negli anni 60. totalmente senza tempo. Ma Però non se erano ancora volessimo nati, parlare... non erano ancora nati. cos'è? vabbè, Io le ho ma- ascoltate, poi se ma lei vuole sono- remare contro, Però se vogliamo parlare di Grazie. una loro incarnazione, quella diciamo degli anni 90, quella più ecco, reale, quella più reale. è una storia interessante. Ne parliamo proprio brevemente. Sono i Keane. Sì, non faccia come il Moti che ci va Vabbè, ci adesso sto adesso prendendo la lasci parte di fare un Olmonti, attimo. scusi. le Vuoi puntate che di faccia mezza proprio- giornata e la gente era disfatta. Lo ecco. faccio senza il tono, però. I Keane sono una band. Te Ecco, lo faccio lo fa. normale. Sì. Cioè, o lo volete che lo faccia come il Moti? No, come il Moti no. Allora, faccio normale. sono quella famosa band famosa per aver suonato senza le chitarre. Sì. Il rock con solo il Solo piano. con le mani. Solo con le mani. no. Solo con il piano. Noi infatti stasera ne faremo delle versioni un po' cambiate, perché a noi invece delle la chitarra versioni proprio ci piace. Il leader di questa band era un ragazzo che si chiamava Tim. È morto? No, vabbè, non esiste più la band, si sono Ah, non sciolti. c'è più. Ah, Sì, peccato, si sono- peccato. Abbiamo un po' rovinato la sorpresa. Alla Si fine si sono documenti un sciolti. po'. Lo bue, scusi, notai, quando si scioglie una band bisogna mandare il cuscino oppure No, basta Sì. telegramma. basta un telegramma. Allora, Questa è la parte interessante perché so che a lei farà piacere. Questo Tim ha un fratello di un anno più piccolo che si chiama veramente Tom. Ma va, Tim e si Tom? chiama veramente Tom. Che fantasia. È però. pazzesco, questo è già qualcosa di assurdo. Un Però campanello, è tutto Tim vero, Tom. lo troverete anche su Wikipedia, c'è proprio scritto. Questo fratello di un anno più piccolo nasce in ospedale lo stesso giorno di un altro bambino. Le due mamme diventano molto amiche e chiamano i figli con lo stesso nome. Tom. Tom, perfetto. Non Tom, il fratello di Tim, ma l'altro Tom diventa il migliore amico di Tim. Ma robe da Ok, male, ma ok. guarda te. alla Proprio volta. super No, perché amici bisogna già da stare bambini. attenti, No, Però per sono quello, nomi super- corti, sono tre Tim lettere. e Tom. Tim e Super Tom, amici già non da è bambini. difficile. Quando vanno a scuola, il preside della scuola di Tim e Tom è il padre di Tom. Questo lo Addirittura. dico così per far capire. E si chiamava? Non si sa, questo non si sa. vede, non si Era sa. per incasinare ancora E di più il conoscono un racconto. altro bambino in classe che si chiama Richard. Ok, no? Questi tre insieme vogliono suonare e sono rispettivamente il cantante bassista Tim, il chitarrista Tom. Tom e il batterista Richard. Richard. Ok, ci siete tutti. che Ok, orgoglio, quando bellissimo. Madonna, bravissimo. che storia. È una storia pazzesca, è una storia pazzesca. Madonna, mi Quando sta poi venendo un'ansia. vanno, attenzione. Attenzione. Quando poi vanno all'università, Sì. Tom che voleva fare l'attore, va a studiare in un'altra città, mentre Tim e Richard continuano a essere amici e incontrano un altro ragazzo, Scott.
No, sì, Bette Scott. Jazz, no, Jazz, aspetta, diciamo i nomi veri, Jazz. Ma che cazzo E di formano nomi un- gli danno Aspetta, ai perché- bambini in America? Una storia A pazzesca. parte che non è in America. Di dove dottore, sono in Inghilterra. questi? credo In sono. Inghilterra. In vabbè, Inghilterra, ma- siamo nel Sussex, East Sussex. Eh. East Sussex. E E lì- formano un No, gruppo. non c'è niente, non faccia quella faccia. East È una Sussex. regione, come dire East Sussex. Emilia Romagna. Mi non sembra è... che una O regione forse di Sussex. merda questa. No, Sussex. Scusi, ma che c'entra? Sussex. Ma come fa a dire? Ma vai Tipo a una fanculo macchina, te. Sussex. È il Sussex. E il Sussex. Vabbè, Vabbè, scusate. formano un gruppo tutto loro che si chiama The Lotus Eaters. Ah, i The Lotus The Lotus Eaters. famosissimi, Sì. famosissimi. The Mangiatori di first lotte. picture on you, the first picture of summer. Era una canzone dei The Lotus Eaters. Scusi, adesso non faccio se la sa. Ma se uno le cose le sa, Non mi emozioni Se le mentre sa. faccio queste cose. Lasci Comunque, cantare, fanno questa band. Però a Tim mancava troppo l'amico Tom, che ci credo. assolutamente Come voleva. lo Tim e Tom capisco. vanno in coppia. E anche Richard lo diceva, ti ricordi quando c'era con noi anche Tom? Ma No? certo, Tim e Tom è E proprio allora lo una cerco- coppia. Chiamiamo, Tipo cioè, Chiamiamo, facciamo la band con lui. Però- facciamolo fallire dagli studi. Dove era dato ma a no, quello era andato a lavorare? fare tipo l'accademia d'arte, non stava facendo un cazzo quello, figurati. infatti. Chiamiamo ancora anche Tom. Notare che Tim fino a quel momento era il cantante. Quindi Tom entra e diventa lui il cantante e Richard e un altro che si erano caricati nel frattempo non sono per niente contenti di questa cosa, vorrebbero che cantasse Tim. Tim. Anche perché Tom non sanno neanche chi cazzo sia, diciamo, perché non lo conosco. C'è un po' di crisi e allora Tim per un po' fa un gruppo con un altro suo amico, un certo Chris. Presa no? proprio. Vabbè, stia Che alla- calmo, no, questo è il pezzo più Neanche interessante. l'Odissea, Questo è il pezzo più interessante. E alla fine? Che alla fine scaga perché vuole assolutamente suonare con il suo amico Tom. Tom. E fonda questo gruppo che si chiama Keen, che è il cognome della loro babysitter. Di Tim e Tom quando erano bambini, capito? Non è il cognome di Faccia quella babysitter. faccia lì, scusi. Non mi sembra cognome di babysitter. Lo sapevo. Che cavolo ne sale di cognomi di babysitter, scusi. Vabbè, comunque il Chris. Ma è inglese. Comunque Kin non mi sembra cognome Il di Chris a Vabbè, cui lui quella lavava le scale, fatti i forbi, tu babysitter. Credi a tutto, sei un cretulone. Sei. Ma non ci sono Ma neanche va, le fammi scale in piacere. Inghilterra, lì è tutto moquette, figurati. Vabbè. Comunque, è il Chris a cui lui alla fine dice di no per tornare nel suo paesino, nel Sussex e fare Ci il siamo Keen, quasi. è Chris Martin e stavano facendo i Coldplay, capito? Ah, che Coldplay di scena, scusate. Dico che colpo di scena, Hai bello. capito? Invece Però di nonostante fare- questo, cioè, non gli è andata veramente male, cioè è ritornato poi nel Sussex, beccato il suo amico Tom, ci provano e fanno una registrazione che ha un certo successo, che non li porterà a niente, diciamo, nella sua prima versione, Però che è ha il avuto brano successo. This is the last time. Che noi vi andiamo a eseguire. Dai, Guarda, eseguiamo. sai che sei meglio di Olmotti. Eseguiamo. Facciamo un applauso a Re Martino. Ma che bravo, che bravo. Scusi, ho perso tutti i kin. Perché lei ha gli accordi lì? Sì, c'ho gli accordi. Questi leggi non riusciremo mai a cambiare. Ma cambia sti leggi, ma investi 4 soldi di merda. Ma veramente, ma mi stai proprio esaurendo, Mao. Io. Ma perché compri Devo sti farlo leggi io. brutti? È chiaro. dai. Li ha presi dai cinesi. Ma si metta Guarda. pure lei. 1, 2, 3, 4. This is the last time I will say these words. I remember the first time, the first of many lies swept into the corner, or right under the bed. Say these things to go away, but they never do. There's something I wasn't sure of, but I was in the middle of. There's something I won't forget now, but I've seen too little of. The last time you fall on me for everything you lie, your one last line. You fall on me for everything you lie, and years can make everything alright. You fall
I will show my face one last tender light, and now out of this place, so straight into the carpet, or hide under the stairs, so that fear will never die. And I tried something I wasn't sure of, but I was in the middle of something I will forget now. But I've seen too little of the last time you fall on me for everything you like. Your one last line, you fall on me for everything you like, and years can make everything right. You fall on me for everything you like, and no, oh, I don't mind. The last time you fall on me for everything you like, your one last line, you fall on me for everything you like, and years can make everything right. You fall on me for everything you like, and no, oh, I don't mind. Va bene, va bene. Va bene, a parte l'inizio io mi ero confuso, Pensavi fosse un altro. pensavo fosse un altro pezzo. Vabbè, ma questo è tipico da Va parte bene, nostra. questo è tipico perché poi, come sempre sapete, le cose sono provate ma non straprovate, perché sennò perdono quella bellezza, Sì. perdono, ecco, quell'immediatezza, Sì. bravo, Sì. quella spontaneità. Va bene, allora a questo punto la Mina ha sentita questa canzone, vado avanti io come stereografo, Sì. sentita questa canzone dei Kin, ha detto lei, brava questi qua. Così ha detto. Dall'altra parte della manica, ovviamente, è arrivata tramite quel famoso cavo. Si è sentita un po' bruciare il peperone. Prego, andate. Ma lasci Quando perdere, non faccio si la mette a far storia, la maschera. Fabrizio non dia fastidio. Ma scusi. Almeno quello. Allora- Comunque, la Mina dall'altra parte della manica ha detto: oh, questi qui, Hai capito questi questi qui mi stanno veramente rubando i scena. primi posti delle classifiche. Cosa sta dicendo? Ma non è vero. Ha avuto un pochettino di bruciore di sedere. Dai. Sì, mi ricordo quegli anni. Quegli anni se lo ricorda, continuava a mettere paste di fissa, E non bastava mai. pomate, quelle cose là. Perché? Perché aveva Dei Kin. la bruciatura. Mi vuole far andare avanti, per cortesia. Lei è un maleducato. Pure, scusi, le adesso sta pure. dicendo Io delle sto cose- incalzando. Allora, Mina, siccome è una grandissima interprete, ma non sa scrivere un pezzo, lei in vita sua non ha mai scritto. Una volta aveva scritto un pezzo, una schifezza Ma terribile. cosa ne sa lei? Non è vero. scusi. Te lo faccio sentire. no, Faceva sì. così. Ai, l'amore mio, com'è bello cia cia cia. L'aveva scritto per i tribà questo pezzo. Ma adesso lei come fa a Questa sapere sta era cosa la qua? canzone, Era per i tribà. Guarda che la lei era canzone lì, veramente era negli studi dove una canzone registravano. allora chiama Malgioglio, Maccione. Ecco. chiama Cristiano, Malgioglio Cristiano e gli dice: Malgioglio. Cristiano Malgioglio. Che lei conosce bene invece Cristiano Maggiore. Infatti, amico, Non si amico vede. proprio. Però anche questa cosa è vero che io ho conosciuto Ricky conosciuto. Martin, Scusi, non Però, ha conosciuto. Ma dove l'ha Ha conosciuto conosciuto? anche Malgioglio. Ma è un caso L'ha secondo lei? ma io Ricky con Martin, Malgioglio ho lavorato. Scusi, Ha ci ho lavorato. ha lavorato. Ma per dove? carità. Ma Ai dove che ha Bagni lavorato? Ho fa- Turchi ha lavorato. Ma la smetto con questi bagni turchi. Appunto, bravo. Ecco, non si intrometta per Anche favore, Mao l'ha conosciuto al bagno turco. nelle cose familiari. quindi. Infatti. Comunque, Mao lo conobbi alla mamma. No, esatto. scherzo.
Ma facciamo chiama, questo dai, non per- facciamo queste no, cose no, che no, poi no. la gente Che dopo ci crede la le gente. mette subito su Wikipedia. Sì, perché poi Addirittura. funziona così, leggi, percussionista, cantante, ricchione di Torino. Cioè, Ma cosa dici? cioè, niente Ma di non male, prenda- per carità, ma non però vada- 2 più 2 fa 4. vada troppo in là. Fanno subito sta congettura. Non si- Comunque, subito. io sono un uomo aperto, ho fatto nella mia vita. Ma adesso non stavamo parlando Comunque, di lei. stavamo telefona parlando a Malgioglio fa sono in tour. Ah. Non posso scrivere niente, ma dai, scrivimi un pezzo, ma sente quello dei King, dice va bene, io provo a copiarlo e vedere di fare qualcosa Ma chi, di Malgioglio? similare. Sì. Malgioglio si Ma come mette faceva a lì. sentire quello dei King che non c'è Gliel'ha ancora, mandato scusa. Mina. Già. L'ha Oh, mandato Mina, l'ha sì, mandato Mina. Vede, mi fa fare delle figure con un pubblico che è un bel pubblico. Infatti. Poi ci Certo. stupiamo che non abbiamo lavoro. Questi ce li dovremmo tenere buone, care. Ma io quello che volevo dire a lei, infatti. Lei con tutte ste scemenze che dice, il pubblico non viene più. Soprattutto la piccionaia è il quella pubblico più critica, duro. più duro, sì, Ciao. sì, sì. Piccionaia sono critici, sono quelli che ti lanciano Non si il risparmiano, gatto non morto come si faceva una volta, capito? Va bene, comunque Malgioglio sta tutta la notte a scrivere e chiama la Mina. Mina quegli anni là era Mangiava. stava mangiando. Ma è un cretino. Ma non ridete, non ne date l'ardo. Ma vista con Date me. del- Va della bene, cosa Mina, qua, Mina sente il pezzo e dice va bene, proviamo a uscire, era titubante ed esce questo pezzo, una cannonata. E per molte settimane, prima The Last Time, poi quello di Mina, poi The Last Time, poi quello di Mina, e poi arrivò Giorgio Michael, fregò tutte e due perché... Ma questo è successo solo in barriera. Però. Sì, Questo beh, è sì, se in un jukebox di barriera succede questa cosa. È una Questo classifica. è successo veramente. In un bar. Malgioglio, siccome si era già aperto un po' alla musica, non dico latina ma esotica, Sì, una S sola. Si era fa aperto. la prima versione, la versione originale con questo tempo qui, che è un son. Poi la casa editrice, la discografica, dice no, dobbiamo farlo più pop, cambi. E noi questa sera vi facciamo ascoltare proprio la versione originale. Sì. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare e poi spegni adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire, Ale, è finire. Adesso volta la faccia, questa è l'ultima volta che lo lascio morire e poi ha talento da grande lui nel fare l'amore, sa pigliare il mio cuore e poi ha il volto sconvolto, io gli dico ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro, io non so se restare o rifarlo morire, l'importante è finire,
vai caballero, e finire, e finire. L'importante è finire, l'importante è finire, adesso è finire, arriva lui, si butta sul letto, è finire, e l'importante è finire, amico, l'importante è finire, l'importante è finire, è finire, me vuoi, è finire. Grazie, grazie. Va bene, va bene. Però questo vizio di fare la giunta non vi passa mai, eh? Non ho capito. scusi. Ho detto perché avete fatto la giunta adesso? Perché? Vabbè, abbiamo Questa voluto, varrebbe come giunta. abbiamo voluto fare una Beh, giunta. non va bene, lo sapete che non bisogna farla. O per tutte e due o per nessuno. Vabbè, ma che Santa Bacanem per piacere. Vabbè, ma diciamo le cose giuste, Va bene, allora facciamo così che la prossima volta ai Kin facciamo una giunta. Oh, almeno pareggiamo. Va bene. Adesso andiamo a vedere come va la votazione, perché molto probabilmente saprete già come funziona. Voi sarete chiamati ad applaudire o per uno o per l'altro. Allora, in questo caso siete chiamati ad applaudire per i primi artisti che hanno cantato. Sì, cioè di chi loro. si trattava? Sì. I Kin. I Con Kin il pezzo, al mio 3 dovete votare, Sì. cioè applaudire. Il Che pezzo pezzo? si intitolava This is the Lasting. Giusto? Sì. Ma io non sono avvezzo con l'inglese. Beh, non è andata così. Vabbè, non è andata male. Comunque, al mio This 3. is the elastic. This is the last time. La Stein, vabbè. 1, 2, 3. Adesso invece Beh, non è, commentiamo, diciamo, è stato un applauso non grandissimo, però peccato perché a me piacciono tanto i King. lo so, Va l'ho bene, capito, da come li ha cantati. Sì, infatti. diciamo, va bene. Adesso invece votiamo per Mina, che il pezzo era l'importante è finire. Al mio 3. 1, 2, 3. Mi sembra che non ci sono non ci sono problemi, vince Ci Mina. sono problemi. 1-0 per Mina. Ecco, lei, vabbè. scusi notaio, è sicuro di quello che dice? A Di quattro quello- occhiali. Ho sentito va bene, bene, poi ho allora. l'applausometro in tasca, me l'ha segnalato. Ha segnalato, Certo. quindi assegniamo un punto 1-0 per Mina. per Mina, va bene, va E bene. il pezzo dopo, ricordatevi l'aggiunta per i D. Per È i vero. King. Per i Attenzione. Dick. I King. I avanti. King, perché lei Vogliamo fare le cose giuste. ha ragione, quello delle Eh. giunte è una cosa. La giunta purtroppo voi ve ne approfittate un po' troppo, No, ma noi Va ci bene, prendiamo allora, qualche libertà. cari amici, voi sapete che noi vi lasciamo sempre un po' di tempo anche per, come dire, meditare su quello che avete ascoltato. È un programma questo anche di meditazione. Meditando. È il classico programma che quando andate a casa non vi sentite svuotate, ma empiti di qualcosa. Ripieni. Avete questa sensazione quando andate a casa, vi sentite forse svuotati del costo della birra, va bene, di quello che però non vi sentite empiti. Che bello quando arriva l'odore di patate fritte anche qua sotto. È arrivato o qualcuno sta mangiando proprio qua sotto. Bravo, mangi pure. Vabbè. Scusi, non lasci mangiare, che problema c'è? Va bene, era solo perché ho sentito un odore di patate, mi è preso anche a me un cuore. Perché non è ma- abituato, perché caso Va non bene, si è un sente mai. programma. Vuol venire o sotto su per cortesia, perché non stia sulle scale, giovanotto. Ma cosa dici? Ma magari lui vuole stare lì, sta aspettando qualcuno. non è- Va bene, allora non è se che deve, lo vede andare, fino lì. se deve andare al bagno vada Ma al no, bagno. ma cioè. lasci perdere, Vabbè. scusi, adesso di cosa deve parlare? No, mi sembra uno dell'Inquisizione. Ma lasci stare, vada Sembra, avanti. Perché mica- c'è la coda di paglia, sembra che lei è un quello della lazzarone, SIAE. perché c'è la coda di forse paglia è che lei è un della SIAE. lazzarone. Va bene, allora cari amici,
noi siamo un programma che appunto lascia sempre lasciar portare a casa delle emozioni. Delle emozioni. Questa sera vi facciamo portare a casa un po' di cultura. Noi purtroppo so che presentando questa rubrica andremo contro a qualcheduno. Sì. Addirittura, scusi, perché Ma cosa dobbiamo chissà fare? che rubrica stiamo- è. Noi dobbiamo dovremmo andare contro essere qualcuno. politicamente correct, Sì. come si vuole, ma non lo siamo. Addirittura. È impossibile, è Com'è impossibile per noi. Con questa rubrica io sono sicuro che offenderemo diverse persone presenti tra il pubblico Ma non lo e faccia. anche... Non lo facciamo. Facciamo. no, facciamole, Ma perché perché? io sono fatto così. Ma ho capito, ma lo faccia a casa sua, scusi, stiamo cadendo. Io sono fatto così. Ma lei è fatto così, ma lo faccia per... Lei dirà, forse sono fatto male. No, forse. Non è il solo a dirlo. E allora Il si fra- faccia due domande. Va bene, allora Faccia un passo sicuramente offenderemo diverse persone presenti tra il pubblico, ma anche associazioni di categoria. Tipo offenderemo, sì, Sì. offenderemo i cacciatori, Beh, i toreri, vabbè. Anche i Vabbè. toreri. pellicciai, operatori sulle baleniere, Vabbè. Sì. macellai, bracconiere. Beh, Già vabbè. me lo immagino io domani l'associazione dei bracconieri e cacciatori di Frodo che Ma non c'è scrive, l'associazione del credo, bracconiere sì. e cacciatore di Frodo, scusi. che scrive quelli di Canzonando. Sì. Perché? Perché noi siamo dalla parte degli animali. Ah, E allora Tutti loro... quelli che c'ha in casa. capito? E allora... allora loro... Sentir parlare come parliamo noi di animali, si sentono, ecco, i bracconieri, cosa dice, sì. E allora è arrivato il momento di parlare con un grande etologo, forse il più grande etologo che noi conosciamo, il professor Leopardo Cicolone. Sì, sì. Anche ci per- Ci colleghiamo. colleghiamo con Ah. l'ufficio zooprofilattico di... E fai i preservativi, cosa fa? Per gli animali. ma si chiama così, cretino. Ah, credo- Zooprofilassi della regione Lazio. Ci colleghiamo col professor Leopardo Cicolone. Vuol fare una ma sigla? è a Roma adesso, Leopardo. Sì, faccia una sigla. Fai la sigla di Leopardo. Bella. Ma non è una sigla, è un disturbo questo. Ma scusi, è una cosa cromatica. Roba Forte e Canzonando presentano Nel regno degli animali. In collegamento con noi il professor Leopardo Cicolone. Leopardo? È in linea, dottore. Leopardo? Basta, Ci questa sente? sigla, Mao. Guarda, Pronto? Leopardo? Ci sente? Ci sono tre Eccolo qua, è arrivato. coccodrilli e lo ranco tanco. È un cacciatore di Frodo che ci fa il culo tanto. Colone, siamo in diretta. Pronto? Dottore, in Ah, linea. scusa, stavo facendo lo spiritoso con mio figlio che gli sto facendo fare i compiti. Ecco, te canto l'altra. Quel piccolo cerbiattolo, le fuse mi fa... Me lo prende papà? Sì, te lo prendo per il culo. Cerbiattolo di merda! Ma no, ma no. non si può Ma fare non così. capivo. Va bene, dai. Così, È perché io faccio giocare il Ho bambino. capito, ma lo faccia... Ecco, ti sto facendo fare i compiti. Aspetta, senti un po', parlo col bambino. Sentimi, Don't You Worry Child. Che il nome del film è bellissimo, bellissimo nome. Bellissimo nome. Al bambino sì, l'abbiamo chiamato complimenti, Don't You Worry Child. Bellissimo nome, bellissimo nome. Un nome semplice. più Nome che altro. semplice. Senti, Don't You Worry Child. Ah, papà, non può aiutarti a fare la ricerca sull'oranco, perché papà non sa niente di minerali. Ma come? minerale. Ma è un Non esperto. puoi fare la ricerca sul Torino di Beruatto? Ecco. Che papà ti può aiutare? Ma dovrebbe essere un etologo. L'oranco è animale. Ma e che ne so io, papà? Ecco, quanti cazzo sono sti animali? Ma scusi, ma è lei studia un lei? esperto. Tanti. Non lo sapevo. Ma Ma va. no, io ho studiato, gli animali sono 7 come gli apostoli. Ma che? Ma dove erano questi sette Ma animali? Scusi, lui lo conosce da anni, ma non ne sa. Allora, gli animali, Ci scusi, dica quali sono questi sette. Forse c'è il pesce, il vabbè, cane, Che, no, che ma è più scusi. una roba diversa. deve classificare. la cocorita, Sì. Sì, vabbè. Quelli sono quelli che il c'ha a casa lei, cavallo, forse. Beh, il cavallo, so qua, Eh. leone, la tigre e il gatto e la volpe, sono 7, no? no, ce ne sono molti di più, molti di più. Allora, basta, cari amici, allora, ecco. Sì. Basta difendere a spada tratte, non ce l'ha fatta.
È un Ma po' vada troppo. avanti, ma si faccia gli affari suoi. Ma si faccia... Si arrende, va via proprio. Ma che te ne frega, ma vai avanti. Ma perché? Ma cosa gliene frega lei? Vada avanti. Ah, questo è importante. Questo è importante. Beh, però comunque l'importante, la ringrazio. E l'uscita è di là però, signore. No, vada via. Scherzo. Va bene, allora... no, era così. Sì, ritorni. Se non si distrae. Ecco, stavo dicendo, no, ma anche difendere questo animale, veramente basta. Beh, ma i poveri animali. No, li difendiamo sempre a spada tratta. Hanno rotto i coglioni, dai, vanno rispettati e difesi, ma anche loro sono veramente degli stupidi. Ma che c'entra? Sì. Tipo, metti l'uomo della mantide, ecco, l'uomo della mantide. Il mantide. Il maschio della mantide. L'uomo della mantide. Il maschio, l'uomo, cosa vuol dire? Il maschio. C'è l'uomo e la donna, no? Di un Ma animale. no, c'è il maschio e la femmina, come l'uomo e la donna. Ma che etologia ha fatto? Scusa. Comunque, l'uomo della mantide, ma scusa, vabbè. dico io, ma non lo vedi che lei è una stronza? Ma puoi morire tu per una scopata che diamante? Ma dai. Quelle sono... Ma fatti venire mal di testa, ecco, trova una scusa. Ale. Di che hai litigato col capo ufficio, lo faccio sempre anch'io, Sì. Ma dai, oppure scopate una raganella, scusa, vabbè. Sì, ci starebbe. Questo è vero. Ma teniamo presente che la donna della mandide, ecco, non è neanche bella, una racchia di merda, devo dire la verità. Sì. Adesso cosa c'entra, Fosse scusi? un'indossatrice, vabbè, tu muori per una così, ecco. Ma no, ma ma che no, c'entra? più delle volte muore anche per una racchia, capite? Subito. Tipo lo stampecco. Lo stambecco, cosa Stampecco. fa? Cosa c'è? Ah, non vuole andare a caricare il telefono, ma rompere i coglioni. Ma adesso cosa c'è? Vada avanti, No, lo dico- stambecco, Tipo lo stampecco. Eh. Lo stampecco vive lungo i costoni irti e ripidi delle montagne, Sì. ecco, al freddo e alle intemperie. Sì. E dico io, ma chi te lo fa fare? Questo è Scusi, vero, come te lo anche fa questo è fare? vero. Ma perché deve stare là a E patire? dove deve andare? lo È in stambecco? casa. Poi dice- Ma dai, ma vattene a Riccione! Sì, addirittura. Madonna, c'è un clima a Riccione tutto l'anno e poi costa poco. Pensi che quest'estate mio cognato ad agosto hanno trovato a 30 euro al giorno mezza pensione. Capito? Ho capito. Ma vai lì a bassa stagione, le camere te le tirano dietro, dai. No. Cosa gliene frega lo stambecco delle camere? Capito? E la gente dice: no, ma gli animali sono bravi, il cane è il migliore amico dell'uomo. Ah sì, allora portati lui, ecco, quando deve fare il trasloco. Al miglior amico dello il frigo, faglielo portare al cane. Questo è vero. Non che viene a rompere il coglione a me la Ognuno domenica fa a le sue portare, cose, capito? scusa, non è che A può portare stare- il frigo, faglielo portare a lui. Vabbè, ma qui c'è... Ecco, non che mi caghi il cazzo, capito? La domenica che io amo andare a Funchi, ecco, vada a e non ci fughi. posso andare. Tutte le Oppure domeniche dico deve al caricare. cane, quando la donna ti molla, ecco, farti confortare dal pitbull. Che rompi al telefono, ma mi penserà e torna, dici che torna, ecco arriverà, torna, basta questa litania, non torna, vaffanculo te e lei, non torna. Oh, È il pitbull questo che parla. Ma sì. no, io, Ma capito? lei si sta mettendo del personale in questa sua analisi comunque, troppo del personale. Già noi uomini ci dobbiamo, ma scusi, no, noi per già carità. uomini ci dobbiamo sobbarcare tutte le colpe, l'inquinamento, l'inflazionamento, L'inflazionamento. l'innalzamento dei mari, il surriscaldamento della terra, Sì. la desertificazione, il nigno, ma pure l'estinzione degli animali, dai, ma scusi. Così, Di alcuni animali. Ma Come no, la mettere la gente testa sotto dice, la sabbia." per colpa del disboscamento il panda non si accoppia più. Scusi, se Quello lo dice. è... Ma va, fatti fu, che a vederlo quello con tutti quegli occhi cerchiati, penserebbe che dalla mattina alla sera... non facciamo È proprio gesti. lei che fa questi Capito? discorsi. faccio- Ma che c'entra? Ma allora io dico, ma secondo me quelle sono le seghe. Non si era capito, era rimasta un po' sottile. Ma scusa, guarda. che c'entra il disboscamento? Meno male che è andata via quella. Lei lì, intende le la seghe suora- dei boscaioli. La suora, se no... Ma lasci perché era una perdere. suora. Ma cosa le Sei interessa? bravo. Ma cosa c'è di male? No, stavo dicendo, a vederlo con quelle invece, ma lei sta... Giusto per- Ma è come, scusi, ho perso anche il filo, è il disboscamento.
Non è che quando potano gli alberi alla Pellerina gli abitanti di Campidoglio non scopano più. E questo è Allora vero, c'entra. comunque anche questo è vero. Scusa, di Sposcamenda, a noi non succedono quelle cose là. Oppure dicono, per colpa dell'inquinamento il muflone non si riproduce più. Non è Ma l'inquinamento. balle, esatto, cos'è? sono balle. Minchia Beinasco che hanno il termovalorizzatore, fottono come i conigli, dai. Lì è pieno di calabrese, figurati, a Beinasco. Quelli farebbero i figli pure a Chernobyl, dai. Dottore, non E esageriamo. ricordatevi prima che l'animale è cattivo, non è come noi. No. Scicolone è così, ha questa L'animale visione, è cattivo. lo sa. Dicono che l'uomo è cattivo, l'animale anche lui è cattivo. L'animale è cattivo, come noi. Pensate che se il coccodrillo avesse 5 dita si farebbe le borse con la pelle dei valdostani. E il cinghiale i pennelli con i peli di Chuck Norris. Voi ricordate che Chuck Norris era pieno di peli? Va bene, io vi saluto, vi do Grande, appuntamento Scicolone, grazie. alla prossima volta. va bene. Ha detto delle grandi verità comunque, in mezzo a una serie di... Mi è piaciuto? Molto, grandi verità Va anche bene, io. allora mi farò grazie. sentire qualche Beh, altra grazie, volta. grazie. Va bene, buonasera. Grazie, Quel dottore. cucciolo Ancora. Va bene, abbiamo salutato. Grazie. Abbiamo salutato Leopardo Scicolone, il nostro etologo, e ci ributtiamo, cari amici, nella sfida. Ci ributtiamo nella sfida. Ray, siamo al 1-0 per Mina e i Incredibile, nonostante i King siano quelli che hanno ispirato tutto. Ok, non erano riusciti poi a fare successo con il pezzo che avevamo fatto prima. Nonostante è strano, è molto strano, anche loro hanno avuto questa fregatura. L'abbiamo proposto a varie case discografiche e l'abbiamo registrato anche varie volte, in moltissime versioni. Poco prima però di registrare l'ultima, quella che noi conosciamo, che è quella con il piano, il chitarrista decise di abbandonare la band perché in pratica non succedeva niente. E subito dopo arrivò il primo contratto che li rese, diciamo, abbastanza famosi, e in quella sessione di registrazione pagata appunto dalla casa discografica ci fu la versione del pezzo che abbiamo fatto prima nella versione solo piano, e questa Everybody's Changing, che fu un po' il loro più grande successo. E allora noi lo andiamo a Lo andiamo a interpretare, seguire, lo andiamo a eseguire. Everybody Changing. Il Kin, applauso. One, two, three. You say you wander in your own land, but when I think about it, I don't say how you can. You're wretching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Says everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I try to make a move just to stay in the game now. Try to be awake and remember my name now. Everybody's changing and I don't feel the same. You're gone from here and soon you will disappear, fading in the beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I
I try to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name now. Everybody's changing and I don't feel the same. So it's time, try to understand that I try to make a move just to stay in the game now. Try to stay awake and remember my name now. Everybody's changing and I don't feel the same. Everybody's changing and I don't feel the same. Ray Martino, bravo. Yeah, you can't. Matteo Castellan, bravissimo al piano. Va bene, allora Everybody Change, diciamo, è stato un brano molto apprezzato dal pubblico, vendette tantissimo, Sì. e fu anche un siga pubblicitaria di una nota ditta di telefonia. Sì. Se la ricorda lei, lo Bue? Ha voglia. Forse anche lei forse era un cliente. Comunque fece un grande successo. Scoppiò, diciamo, fece il botto. Fece il botto, esplose, e dall'altra parte della macchina Di nuovo dice: Madonna, è scoppiato ma quello. come mai io Ma chi sempre? la mina, la mina. Sì, Ma sì. La ha fatto il botto. faceva sangue marcio e ingrassava. È stato È lì che è iniziato, delle coi volte kin. quando fai il sangue E poi ha fatto il marcio, botto però. e poi ma dopo tante Dopo che aveva questa mangiato. storia non l'avevo ancora sentita là davanti. Quindi dall'altra parte della manica Mina sente sto pezzo sente qui. questo pezzo, allora cosa fa? Telefona a Malgioglio. Di nuovo. Di nuovo, sempre. Scusa. Perché Sì. ogni volta che Mina ha un problema chiamiamo Malgioglio. Ma no, in questo caso Malgioglio non c'era. Tanto andava c'era. Non c'era, E sai chi ha c'era. risposto? Ma Sai chi ha Giorgio non telefonato? all'epoca non c'era le segreterie. Vi sto facendo una storia vera, Sì, questa sì. è storiologia. C'erano le segreterie Storiologia questa è proprio, questo- cioè, La quello che storia sta della dietro, storia. esatto. Esatto. E dov'era Non Malgioglio? Chi ha risposto Non quindi è al telefono quella musicologia, è volta? storiologia. Sì. Sì. No, rispose alla segreteria telefonica e disse: no, purtroppo Malgioglio non c'è. Parla il dottore, Così comunque. diceva la segreteria. Dov'era? All'isola dei famosi era andato. Ma Non c'era, aspetta, non c'era che ancora. lascia un Anche messaggio, lei disperata. Madonna, e chi chiama E adesso? Gatto Pancieri. Chi Ma chiama? neanche Mao forse poteva anche chiamare. No, Panzeri e Pila, che erano quelli che facevano le canzoni. Niente, disperata provò a scrivere lei una canzone Una e merda. scrisse questa canzone qua Ancora. che faceva così. Che io me la ricordo, che faceva: Se la ricorda. il mio amore, sai cos'è? È come un fiore aperto a te. E non Ma non vive. era male questo, però, Vabbè, però non ha venduto No, proprio vabbè. poco. Era una No, canzone. E allora? Ma questo sempre Mina l'ha fatto. Sì. Ma è un inedito. Certo. Poi Sì. imbroccò una telefonata Una telefonata in broccò. delle tante e venne fuori questa canzone. Ma chi Ma chiamò? con chi chiamò? Eh, No. Non lo sa. Non lo vuoi sa. sapere con chi te lo chiamò? dico a te, scusa. La vuoi Ve lo chiamare? Deve dire al pubblico. Ve lo dico Perché dopo il chiamò- pubblico. Dopo il Perché- Ma come? pubblico. Dopo lo diciamo. Dopo al pubblico. A ognuno. Perché chiamò un pezzo di 90. Chiamò, Ah. sì, un pezzo Chiamò da un novanta. pezzo di 90. Un pezzo di 90. Una e- regista, perché di solito faceva la Ah, hai capito che chiamò, eh? Esatto. Esatto, faceva la regista. regista. Con un nome quasi tedesco. Hai però invece capito che italiano. chiamò. Che inizia con L, portava gli occhiali bianchi, Esatto, la linea Vertmuller. Adesso lo so. E la linea Vertmuller fa: guarda, io ho un testo bellissimo, però da chi lo facciamo musicare? Perché in quell'anni Francesco Patella era impegnato, che è il mio amico cantautore, che è lì, che ringrazio, che ha scritto delle belle canzoni. E a chi lo facciamo fare? Mao stava girando con la rivoluzione ed era lì che smontava le MTV. sigarette e le rimontava. Con lo bue.
insieme allo bue e le scaldavano. Ecco, comunque, non sapendo chi chiama, si fa fare il pezzo di Gianni Bella. Ah, Gianni Bello è bravo. Non era Gianni. Ma non è vero, non è neanche vero. Vabbè, ma non importa. Chi gliel'ha detta sta storia? Non è vero. Scusi, Ma è impazzito. Ma davanti al pubblico mi fa fare. Lei deve dire, sì Gianni Bello, questi non capiscono un cazzo di niente. Domani si sono dimenticate tutto, la metà sono tutti ubriache. ma c'è lo stress. Quella pensa al telefono, dove finisce? È andata giù nella botola. Ah, è là. Ma figurati tu, sei. Che bello quando c'è questa intesa fra di noi. Ecco, va bene. Grande Gianni Bella. Si va a fare questa canzone che porta il titolo di Mi sei scoppiata dentro il cuore. Aspetta. Non mettiamo già le mani avanti. Infatti. Cercate di essere intelligenti, perché se vince Milan finisce Ah, il certo, gioco. se vince Milan no, è ma non finita. deve No, ovviamente se suggerire. vince Milan è finita. No, lo Lo dico. sapete, Tanto abbiamo il VAR. Controlla quella, chissà come applaude, così, Per andare a casa. così se ne va. Allora, Appunto. è pronto, Mao? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi, e tu sei arrivata, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me, mi sei scoppiata dentro al cuore, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento vivo all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, visto, eri cambiata anche tu, mi sei scoppiata dentro al cuore, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento vivo all'improvviso per te. La bellissima voce anche di Mao, prima Ray Martino, poi Mao. Ragazzi, abbiamo veramente dei cantanti, come abbiamo anche veramente dei bravissimi notai. Diamo uno, a ne Cesare abbiamo quel che è solo di uno. Cesare. Poi mi piace che in questi mesi lei si veste sempre Havana, color Havano. Ma questa è la divisa dei notai. Ah, ecco, è vero. Non l'avevo notato, ho frequentato, Sì, sì. ma Ma è Deve così, essere stato da credetemi. È uguale a Io quella- faccio parte dell'associazione e lo so.
Voi che non sapete niente, non No, potete è parlare. uguale a quella dei panettieri, perché anche Ma le panettiere, mica c'ho la maglia bianca. Le materassate. Ho la Più dei camicia- tappezzieri, ho la mi giacca sembra d'ordinanza. va bene, comunque non ciurli nel manico, vada avanti. Infatti, siamo Perché arrivati perde tempo al e lei è un momento maleducato. quasi clou della votazione. Allora, adesso votiamo per il pezzo eseguito, che è dei King e si intitola Everybody Change. Al mio 3 votate. 1, 2, 3. Forza. Forte! È piaciuta. Vabbè, È ribadi piaciuto. Everybody's piaciuto. changing, dai. Come? Everybody's changing. Infatti, Everybody Change. Se changi, No, Vabbè. Dica. no, che ci siamo dimenticati l'aggiunta, la facciamo alla fine, scusi. io Ah, È vero. lei notaio non ha stanato che non l'abbiamo fatto raggiungere. Che Ma notaio! nonostante, che notaio delle balle! nonostante che avete barato, Guarda. il pubblico ha capito e ha fatto una solenne votazione. Sì, ha fatto una solenne votazione. Oh, adesso invece votiamo per il stato secondo chiamato. pezzo di Mina. Solenne. Mi sei scoppiato dentro il cuore al mio 3. 1, 2, 3. Qui. Io voglio innanzitutto No. appellarmi al fatto che avendo fatto l'aggiunta No, di no, Mina, no, Mina- e non dei Kin, Mina deve essere un po' Andata penalizzata. giù, quindi. Ma poi a parte quelle due lì che hanno applaudito, le altre non è... A me, cioè, se io devo Non ho essere sentito sincero, niente. secondo me ha vinto King. Beh, Secondo me, guardi, usiamo la tecnologia. aspetti dottore. che guardo. Chi c'è collegato? C'è l'ispettore Ginco che mi manda. Aspetti che mi devo. Solo collegare. Ginco? No, c'è Ginco e Ezio Badola. Ah, insieme. ok. Allora sì. allora Che sì. coppia. Perché solo in due possono lavorare bene. Scusate, ma mi devo collegare perché qui la tecnologia Sì, moderna. e lo spiego io, si sta collegando col VAR, è entrato il VAR, faccia il simbolo quando entra il VAR. Il VAR è questo qui. Ha portato via un orecchio. Mamma mia. Lasci perdere, ma cosa gli fa fare Va il bene, simbolo? perché è Ma- giusto che ci sia il simbolo. Beh, bravo che fa il Sta simbolo. ciubando Eric. il mano. Eccolo, sì, ispettore, mi dica. Va bene. Ah, il VAR Ah, si- mi ha detto di sì, controllare quelli di destra. Sì. Ah. quelli li controlli Politicamente. bene, quelli Ah. di destra. Non credo Però- ce ne siano. Ma avevamo già capito. Sì, è inutile che insiste, l'avevamo capito. Ok, grazie ispettore, arrivederci. Vabbè. Vincono i King! Ardine sì. Vabbè. Senza ombra di dubbio. Va bene, quindi quanto siamo? 1-1. 1-1 e quindi dovremmo comunque andare avanti con la nostra sfida, ma prima della sfida, Lobue, c'è una cosa importante perché il momento è Non so se era quel momento. Non chiedo credo. scusa. Cos'è sta Ma- pagliacciata? E lei mi aveva detto che quando dovevamo fare il quiz, e io allora ho messo la sveglia per essere sicuro. Ma non è lo sponsor questo. No. di solito. No, vabbè, ma Ho messo la sveglia e ho detto così. Ho Adesso capito, ma io me lo ricordavo perfettamente, c'era bisogno di... è lei, io no. Ma cosa- Vabbè. Vabbè. Ha messo la sveglia per ricordarci che è Che arrivato c'è Si prende la il pastiglia. momento interattivo. Vogliamo spiegare, Mao, È il in momento cosa in cui- consiste questo momento? È il momento in cui noi facciamo una domanda al pubblico e siamo nella possibilità di regalare qualcosa al pubblico. Sì, ecco, Di cosa regalare qualcosa. regaliamo? L'altra settimana abbiamo regalato la maglietta, Sì. che però non sono venuti a ritirarla. No. No, Per no, interposta persona non si può vabbè, fare. poi la do a lei. Sì, La do a Che lei. taglia? Invece questa Venga a settimana fine- cosa Che taglia? regaliamo? Venga a fine trasmissione. E che colore? Perché ci sono bianco, blu e rosso. Devi Poi scegliere ci il colore. pensiamo, Quello. notaio. Rosso, guarda, Rossa comunista. rosso anche a noi ci piace tanto. Allora, Lobue girerà per il pubblico e chiederà a una gentile persona di A una giocare- gentile signora o signorina, O anche perché signorina, voi... Ma non sempre per forza, signore. Ma no, e siete voi che mi avete obbligato di là nel camerino, solo donne. Ma questo non lo adesso vi dovevi mangiate dire la parola. apertamente. Non urli, vabbè, però, ma non adesso, lo diciamo davanti a tutti, sono fatti nostri questi. Infatti, sono fatti nostri. Aspetti che lei l'ha detto. allungo il cavo perché se Ecco, no non ci allunghi- arrivo. allunghi il cavo, vediamo se c'è qualche ma qualche volontario, amico, qualche volontario. qualche magari. amico, amica. Tutti che-
tutte che chiamano, ma state uno solo, solo una posso andare, non a tutte. State calme. Allora vediamo se... È permesso? No. Ma se non mi fai passare. No, preferisco andare di qua, da questa bella signora bionda. No, come no? Come no? Ma Sei no. liberamente obbligata a farlo. Ma signorina, non c'è niente di... ma niente Io non la di vedo che, neanche, ma- se si dice, ma stia perché tranquilla. con gli occhiali non vedo, però è un piccolo gioco, non si deve Infatti. neanche alzare in piedi. Poi se non lo vuol fare non importa, non insista lo bue anche lei, ecco, non allora- importuni. Allora vado avanti qua. Ho trovato questa signora disponibile Oh. che mi ha fatto segno. Finalmente. Sì, mi ha fatto segno lei. Oh, Dai, Sì, dai, fatto che segno. fa finta di niente. Infatti. Ma se oggi ti sei andato a fare i capelli per Dai, ma non adesso ha ancora neanche aspetti un accettato. partecipare dai. al quiz, dai. Allora, Sì, prima ha fatto così, ho visto l'ho bene. visto. Va E non è che bene. conto balle, Faceva finta di accendersi la sigaretta. Va bene, allora signorina, come si chiama lei, signorina? Tina. Non ho capito, deve parlare un po' più forte perché Tina. dietro- Tina. Con la Aldina? Tina. Tina, con la T. Tina. Pina. Tina. No, Sì, non bravo. Pina. No, no, Tina. scusi, perché non ho capito. Come si chiama, signorina? Tina. Ah, che ottimo, bel nome, Allora, Come la Pina, celebre cosa fa? cantante, nelle- No, Come si chiama? Tina. Gina. come la cantante, come la Turner. Come Tina si chiama Turner. questa ragazza? Tina. Tina. Tina, Ah, come Tina. ah, Tina. come la cantante. Sì. Va bene, Gina, cosa fai? Cosa fai nella vita? Ecco, di cosa ti occupi, Sono impiegata in una struttura sanitaria. Non so, non è così eccitante, non ho capito, ma è così. No, non è questione di eccitante, perché se tu vedi cosa facciamo noi, io a 56 anni devo stare qua Ma adesso non si e mette devo vedere a pure tirare quella che va fuori. via, fa finta, Ma stia pensa che tranquillo. umiliazione, 56 anni. Ci sono lì le 3 caravelle che Ma si sono non messe. faccia così, ma non si metta su. Lavora in una struttura sanitaria? Sì. Ma a me non mi sembra voce di struttura sanitaria. Ma scusa, ma perché la voce della struttura sanitaria con me? Non ho capito. Ma ha voce diversa, mi sembra... Oddio. No, non lo so, mi sembra che questa ha la ditta di Spurgo Jet. Vai a Come vedere le se ha viene. parcheggiato l'autobotta fuori. No, signori. Non è carino però quello che stai dicendo. Ma dai, allora si metta lei, ma io non dico mai niente di carino, signorina. Se no qua ero, figurati. No, dico, ma si mette anche nei panni a chi fa lo spurgo jet, non è un lavoro Sì, come per un altro. carità, no, è dignitoso, è tutto dignitoso. Appunto. Senta signorina, lei è fidanzata, sposato? Sono Oddio. fidanzata. Però mi stava dicendo è fidanzata, ma si sta guardando intorno perché non funziona più tanto, no? Non Ma no, stasera, ma questo non l'ha mi sto, sentito non lei. stasera. Ah, perché qua vabbè, allora facciamo finta di niente che non se la prende il giovanotto. Va bene, signorina, noi è sposata oppure? No, convivo. E allora Ma cosa vuol dire? No, Ma si mette lì dico, a fare... Ma lasci perdere, No, faccia sta domanda. allora, adesso le facciamo ascoltare 2 canzoni. Oddio. 2 canzoni. Lei deve indovinare, ecco, in una canzone il titolo di 2 canzoni. Forse non sono stato Oh, chiaro. Madonna. La parte Certo, difficile è perché- questa, infatti, capire. perché non so neanche cosa parte sto del dicendo. quiz. Cioè, in una canzone noi faremo 2 canzoni e lei dovrebbe indovinare. Si prenda tutto il tempo che vuole, si faccia anche suggerire, fate un gruppetto quindi sia serena, è un quiz semplicissimo. È pronta ad ascoltare, signorina? Prontissima. Allora noi andiamo, dai. No, dobbiamo eseguire tutto il... Sì, noi faremo Sì, una lei parte. prima ci fa ascoltare Giustamente la seguiamo ascolti la con calma, parte arriviamo fino alla e fine, poi poi ci può dice, esprimere. Ok. ci dice qual è il Se può risultato. rispondere, Se vuole se rispondere. vuole. Se no Se può riesce. passare la parola al fidanzato e così va avanti tutta Fino la alla, fila. alla seconda generazione. Tutta la fila. Poi Sì, passa la ai fila figli. dopo e poi lo chiediamo a quei della gara che stanno ballando. Va bene, Mao è pronto? Questa è la storia di uno di noi. Anche lui innato per caso in via Glu, in una casa
fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba. Ora c'è, ora c'è, ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde, ormai dove sarà questo ragazzo della via Gru? Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Allora, Ci sono, ragazzi, ci sono. ci sono, ci dia pure dei ragazzi. Non stia a prendere. Sono solo 56. Sono solo 56. Lo so, ho capito. Va bene, no, la I ringrazio. ragazzi della via Gluck Allora, uno è il ragazzo della via Gluck. Allora, aspetti che segno, sì. e l'altra è Riderà di Little Tony. Ridere. No, cioè il notaio non ha la Risposta, busta. Cos'è? Il come notaio notaio, apra la risposta? busta. Notaio apra la busta, vediamo se è corretto. Sì, faccia finta, si apri la giacca, apri qualcosa. La risposta qual è, notaio? La risposta è esatta. Facciamo un applauso a Rina. Rina, chissà Rina cos'è? Marina. il vero nome, Marina, sarà Marina. Rina sarà Dorina. Va bene, brava Rina, brava. Grazie. Viene ancora, viene. Torno. Va bene, torna. Lo bue vuole stare là tutta la sera. Deve consegnare i fiori. Dia i fiori a Gina. No, e poi alla simpatica Tina omaggeremo di questo bellissimo Sì. bouquet che ci ha fornito il nostro sponsor Tiziana. Ecco. Decima Rosa 80. Vuol dire in cosa è Prego. esperta Tiziana? Come? In cosa è esperta Tiziana? Facciamo pubblicità. Se gli ho portato i fiori, che cosa doveva vendere? Le scarpe? Sì, ma che tipo di tipo di- composizioni che composizione? Ma florali? fa tutto, fa corone, cuscini, puff. Tutto fa. Anche Copricassa li fa. anche i copricassa. E poi i tralci, perché adesso si usa il tralcio. Eh sì, è ben più fine, perché il copricassa è un po' stancato, è vero. Il tralcio almeno... Il tralcio è bello però, perché i fiori sì. nascono È tutti. bello morire alla moda. Infatti. La cornucopia. C'è uno da che se ne va, però c'è un bel copricassa. Sì, Sì, uno. sì. Provate ad andarvene, il copricassa lo facciamo noi. Provate, A me fa sempre ridere sto deficiente. Va bene, allora, Vabbè, arriviamo. Oh, allora innanzitutto ringraziamo Tina Tina. che si è prestata al gioco. grazie brava. Tina. Va bene, allora noi I Kin, questi Ray, incredibili Kin. siamo alla fine, Sì. siamo ormai alla fine. Allora, ci hanno provato in tutti i modi, diciamo di questi 3 brani, l'altro terzo singolo che è quello che andremo a eseguire, Sì. potrete trovare, se andrete a vedere su internet, su YouTube, varie versioni di video per ognuno dei brani. Questo è un Allora andiamo subito a vedere. di solito un segnale, un sintomo che le cose non stanno andando proprio molto bene quando a una Strano. band si fa un video poi ne si fa un altro sempre della stessa canzone. Eh. Nella prima versione ci sono loro, nella seconda versione invece non ci sono loro, nella terza versione ci sono di nuovo loro ma un po' più belli. Comunque le cose non stavano funzionando, il cantante, il nostro amico Tom, poi inizia a drogarsi, insomma le cose vanno male, il gruppo si Strano scioglie. che si è drogato, perché in quel Sì, è un periodo non si drogava peccato. nessuno. È un peccato. L'unico che continua a fare delle cose è il bassista, che era l'unico che non c'entrava più o meno niente con loro, Va che bene. suona con vari gruppi ed è diciamo paradossale, se vogliamo, per fare adesso faccio un attimo l'olmoso. Sì, faccio, È un attimo perché paradossale. È molto bravo, Martino. È paradossale e estremamente novecentesco anche in questa ricerca di trovare la propria collocazione di questa band, che l'ultimo singolo di successo si chiami Somewhere Only We Know, cioè da qualche parte che solo noi sappiamo dove, che è poi di fatto dove sono finiti loro, insomma. Nel dimenticatore. Sanno un po' solo loro Come dove, parla diciamo, solo dove loro, sono finiti. dottore, Se la lo sono sanno un po' solo loro. chiamata. Come parla bene, parla è un po' veramente. tipico della musica. Chiedo scusa, Facciamole un applauso, solo- aspetta prima, perché parla veramente bene, parla bene. Io volevo sapere solo una curiosità. Quando Tom è andato via, è arrivato Sì. Jerry. Certo.
Vabbè, anche per fare l'Olmotti qui vorrei fare Ma notare. scusi, lei è un può notaio, veramente, scusi, ma Ma mi è venuta così. Vabbè, ma è un tenga notaio, lì. si contenga. Anche A me- perché anche Tom a e me- Jerry lo conoscono tutti, King. Anche a me mi vengono tante cose da dire, ma poi mi trattengo, scusa. Ma infatti non vi dico neanche questo, vabbè, dai, va bene Ma così, no, la lo sogna- dica, lo dica, lo Non dica. vesti così, Mattia. No, era bello che tutta quanta questa musica dei Kin è scritta da Tim, questo che poi diventa il pianista, che non è il cantante. Lui scrive sia i testi che le parole, un po' l'anima, il corpo. già. E qui in questa canzone Somewhere Only We Know lui apre proprio raccontando che lui cammina in una terra desolata, ma attraverso la quale lui conosce il sentiero come il palmo della sua mano, no? Che in inglese si dice back of my hand, cioè come fosse il dorso della mia mano. Lo usava E in fare effetti lo altro. conosci meglio che il Bravissimo, è palmo, proprio insomma, bravo, per dirla, è proprio no? bravo, Cioè, è proprio bravo. questa era Allora- per dire una cosa così intraducibile. Somewhere Only, The We King. Know. Ci proviamo? Sì, perché è lenta questa. È lenta. Sì, è un po' lenta, È un po' lenta perché un po' il se- funerale dei Kin, però vabbè, perché, no, che se la stacca veloce poi diventa casino. è una cavalleria rusticana. diventa. 1, 2, 3, 4. walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I feel the hurt beneath my feet. Sat by the river and make me complete. The simple things, where have you gone? I'm getting old and there's something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and there's something to begin. I came across a fallen tree. They are coming and they're looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I dreaming of? Oh, simple plan, where have you gone? I'm getting older, I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. And if you had a minute, why don't we go and talk about a somewhere only we know? And this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple things, where have you gone? I'm getting older, I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need something to begin. So if you had a minute, why don't we go and talk about a somewhere only we know? And this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? And this could be the end of everything. And so why don't we go somewhere only we know? And somewhere
somewhere only we know. Ray Martino, Somewhere Only the King. E diciamo che così si chiude la sfida per quanto riguarda i King, ma anche la carriera di questo gruppo. Si chiude così, in effetti Questo sì. gruppo contorto, di questo gruppo, se vogliamo, anche baciato un po', poco baciato dalla dea bentata, ma un po' dalla sfortuna. Molto diciamo. baciato dalla sfortuna, sì. Nessuno mi dice, ma come parla bene. Come parla bene, Va bene, anche a quando me, parla Forse dei perché King. non si E faccia. intanto, dall'altra parte della manica. Sì, è vero, sfortunati, Pez era quello che era, ma di là era diventato un fiorone così, cioè nel senso che perché lei ha detto ma come un altro disco fanno questi qua, se l'era presa con questi Kin, la Mina, Sì, se l'era presa e ha detto ma aveva anche una storia con uno di questi, si bravo. dice. Si dice che lui abbia col avuto bassista. In barriera no, si dice. abbia avuto una storia con Tim e Tom. Insieme. Con Tim di sicuro. Sì, Tim. Con la team, ancora adesso. Vede che c'era l'aggancio, noi l'abbiamo messo poi alla fine. Lei è un furbacchione, coglie subito al Comunque è volo. strano che Noi i l'abbiamo King messo. avessero fatto la pubblicità della Vodafone, chiamandosi della tipo Vodafone. Team, tra l'altro. E non la so. Mina invece la Team, e questo era l'accoppiamento, però non ce la sentivamo di dirlo, ecco. Però l'avevamo scelto proprio per questo accoppiamento, perché poi avremmo Telefonia. dovuto fare l'ultimo pezzo di Mina che è veramente obbrobrioso, quello lì. Questo è della pubblicità. Quello della pubblicità. Va bene, comunque Mina senza pezzi fa, va bene, è la volta buona che scrivo io una canzone. Si mette lì 15 giorni e tira fuori questa canzone. La la la, che bella la vita, la la la, è sempre saporita. Beh, questa era bella, però. Ma lei è dove li ha sempre trovati sempre- questi nastri? Come no- ha fatto a sapere queste cose? Questa Chi l'ha gliel'ha scritta detto? Era un comunque buon cia-cia-cia, compagno. era un mi sa. cia-cia-cia, si chiamava il cia-cia-cia saporito. Ma non vendette nulla, non vedete assolutamente Nulla. nulla. Guardi che in Romagna ha venduto. Non vedete nulla, allora fece una telefonata. Fece una telefonata, Sempre a Malgioglio. è chiaro, beh. è chiaro. beh. Chiamò Malgioglio, ma Malgioglio ormai era in giro, era Eh, impazzito. Era in Brasile, Maggioglio, era andato. Malgioglio può era in fumare. giro, era impazzito, lui non lo trovava, disperato, Ma- allora chiamò Dai. Gianni Bella. Di nuovo, perché era Non c'entra andata niente bene. Gianni Bella anche con sto pezzo. Però. Ma non c'era, appunto. Non c'è. Sì, ma mi dia un'informazione. No. Dagli una vada mano avanti come hai detto così. con la Bert E Müller allora prima. fece fare questo pezzo da Amurri e Vaime. Fece vero. fare questo pezzo ed era una canzone triste che porta il titolo di... Non ve lo diciamo. Come lo vogliamo fare? 6 ottavi o... Come preferisce lei, maestro? No, in 4. Vabbè. 1, 2, 3, 4. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di me. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so nella città vuota mi sembra se non la torni tu.
vorrà, se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so della città vuota mi sembrerà, se non torni tu. Come puoi tu vivere ancora solo senza me? Non senti tu che non finì il nostro amore? Le strade vuote, deserte sempre più, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, e non sarà più vuota la città, ed io vivrò con te tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, tutti i miei giorni. Grazie, grazie. Città vuota, Mina risponde con questa canzone che ebbe un enorme successo. enorme successo. Allora, Siamo arrivati alla fine. Siamo Adesso- arrivati alla fine, dottore. Adesso il nostro gentile pubblico deciderà se passare il turno sarà Mina o saranno i King, che andranno ad aggiungersi ad Umberto Tozzi, che è passato il turno la scorsa settimana. Ha passato il turno Umberto A me non Sì. mi piace. No, vabbè, ho capito, però ha passato Però questo ha gol, vinto, cioè, chi se ne può frega mettere che lei non gli sempre, piace. come Vabbè, dire, ma ce lo dobbiamo portare ma avanti. se c'è un regolamento, c'è Ma un infatti, pubblico, ha ma adesso vinto. non è che tutte le volte si può ma Ma allora rimanere. lo dico a voi, non ci portiamo avanti anche Mina, sta rottura di Ma coglioni. no, ma lasci sta, ma cosa c'è? Ma Ma non lo può dico al influenzare il pubblico. Ma pubblico. no, adesso Ma il non pubblico vale. deciderà. Adesso Dove vuoi tu? ma basta. Perché poi adesso siamo stati noi. Immaginate quando ci sarà il Moti che parla di Mina. Ma no, Ma lo lei dico, non deve condizionare la gente, però, Non va deve, bene. in effetti. Non infatti. deve, non si può. Va bene. Anche lei non mi richiami però davanti a tutti. Ma cos'è sta storia? Adesso siamo diventati tutti quanti. Ma io qui ho un pubblico, io qui della gente che viene, a parte lei, che viene soprattutto per vedere uno show interessante. Vabbè, ma diciamo le cose Mi come piace stanno. lei, mi piace lei come interagisce Per con le me, cose giuste e con oneste. me, esatto, Oh. mi piace, è un bel modo, siamo una squadra bellissima, funzioniamo. Certo. Va bene, allora Allora, andiamo avanti. Adesso voteremo per i King con il pezzo Samur Only Vinor, giusto? A Vinovo questa cosa si svolge più o meno. No, beh, Summer of Vinor. è sempre che volete essere spiritosi. È vero, lo Samur dica- Only Vinor. Samuel Solo il no. Winor. Samuel Vinor. beve il vino, Come? ho capito, vabbè. Beve il vino. Allora, comunque, meno male che il nostro pubblico non sono dei rozzi come voi, hanno capito. Sì. E allora adesso al mio 3 votiamo 1, 2, 3, via! Ah, no. Discreto, No, discreto. discreto, ancora un po' viene giù il Ma locale. la smetta! Ma quale... Come dici discreto? Senti che forza con Discreto, che grinda. discreto. Ma voglio vedere come lo batte a questo, questo lei applauso qua. continua sempre a influire. E adesso votiamo per Mina con il pezzo Città Vuota. 1, 2, 3, via! Non ci sono dubbi. È che Non lei ci sono dubbi, influisce al contrario, perché No, no, lei, no, sai, veramente. si crea quella cosa. Ma per- voglio- ma Me l'ha fatto, bene, me ma l'ha il fatto pubblico- vedere, me l'ha fatto vedere anche l'ispettore Ginko. Sì. Sì, Non ma ci sono il pubblico problemi. mi dà sempre contro. No, il pubblico Si sa faccia quello due che fa. domande, si faccia due domande. Senza ombra di dubbio passa il turno
Mina! Va bene, passa il turno Mina, ho capito, passa il turno Mina. Ok, e allora questa settimana passa Mina il turno. Noi quando ci vedremo? Quando è il prossimo A appuntamento? novembre. Dopo i morti? Sì. Il Facciamo 14, facciamo 14 novembre. 14 Facciamo fare un ricordino da Tiziana. 14 novembre, chiedo anche che confermi in regia, ma penso di Quando, sì. che giorno? 14. Ah. 14, come avete direbbero i tempo, Kin. Ma prima di salutare, quindi ci vediamo il 14 novembre, chi volesse venire, anche perché noi vi vogliamo veramente bene, perché ricordiamo sempre una cosa, che noi senza pubblico non è che la portiamo a casa la pagnotta, quindi noi oltre a volervi bene abbiamo il massimo rispetto di Sì, voi. ma non deve piangere sempre. Ma no, è per sottolineare, vede che io Sottolineare, parlo sottolineare. e tengo la clave, mi arrabbio con lei, E come fa? ma perché ho studiato. Ma cosa ha studiato esattamente per fare questa cosa? Che cosa ha studiato? Tipo dibattito e Niente, più quando ero concussione? bambino litigavo con mia madre e tenevo la clave. Così mi sono abituato. Non ha di stress. Comunque ci vediamo il 14. No, fermo, no pictures. Che Ma cosa? cosa ne pictures? Poi soprattutto tu. Non Scancelli, si sta. Ma Scancelli. cosa c'entra? Doveva dirlo prima. No pictures. Siamo stati chiari, no movie, No movie. no children, no animal, no dice pet. pets, No, No, ma però mi diceva prima che vuole fare la foto perché ha detto che deve finire l'albo degli animali. Ma non fa lo spiritoso. Scherzo, signorina. Fa Ci pure. mancherebbe. È una signorina. Adesso non stiamo a parlare io e lei, diciamo. Vabbè, dai, la chiudiamo noi, la facciamo chiudiamo per- noi. ma non può Finiamo farlo tra di dopo. noi. ma È si sempre uno contenga, scherzo, ci mancherebbe altro. 1, 2, 3, 4. E allora, prima di congedarci da questo pubblico che come abbiamo usato come aggettivo meraviglioso, va bene? Va benissimo. Volevo salutare la parte tecnica e ringraziare Florinda alla fonica. Facciamo un grande applauso. La brava e bella anche Florinda. Sergio Olivato, il nostro tecnico video e RVM. Come sempre i baristi e tutto il personale del Boffi, gentilissimo con noi che ci dà questa opportunità di fare queste serate. E lasciatemi presentare l'ospite. Ha suonato le pianole. Come scusi? No? Ma non è le pianole. Poi solo una ce l'ha, la pianola. Va bene, io volevo mettere una in più. La pianola. Questo pianoforte, c'è il il tastiere al pianoforte, limite, va il bene, pianola, pianoforte, dove stiamo? Ha suonato il pianoforte il maestro Matteo Castellane. Al basso e alla voce, accogliete con un applauso, fatevi sentire generoso, il nostro Re Martino. Ale! Alla chitarra e alla voce. Personalmente io vi inviterei a andarlo a vedere all'Hiroshima, che presenterà il suo spettacolo insieme alla Federica Tesio. Enrica, te Federica,
Enrica. Ma vabbè. io perché coi nomi mi Non lo sbaglio? so. Chissà come mai. Si riscrive Come si però. chiama? Enrica Tesio. Ma, la Ma conosci- che nome? Ma come che nome è? Il suo nome Enrica Tesio. Oh, che nome è? Ma lei ma scusa, dice Enrique, che nome è? Enrica. Enrica. Con la N. Con la N. Enrique. Esiste il nome Enrica. Fedente stiamo Ma è un nome strano. Ma non è Ricca. strano. Ma come fai a chiamare una bambina ricca? Ma non Rica, come Come si chiama? Enrica, come Enrico. Enrica. Enrico? Ma io so che non la capisco. No, è difficile. Comunque la bravissima scrittrice La Tesio sarà insieme a Mao e vi invito ad andarli a vedere, ci saremo anche noi a vederli, chiaramente. Giovedì prossimo questo. Quando? Dica lei. Giovedì prossimo all'Hiroshima. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo non è che gioca l'Europa League. No, scherzo. Che da stagione. Scherzo. Noi vi ringraziamo, ma prima volevamo anche ringraziare il nostro notaio, colui che ha coordinato la votazione, il nostro garante Savino Lobue. Grazie! Ha mostrato una indipendenza tra arti e diciamo vocali. E ne potrebbe dimostrare ancora altre. È chiaro, A vabbè, si voglia. trattenga però, si trattenga. È il nostro capitano qui Ho perso al la mia comando, indipendenza oltre alla io. voce, alla ritmica. Infatti se lui si distrae un attimo, signore e signori, ce l'abbiamo qui. È il nostro dottor Lo Sapio! Grazie. Noi vi diamo appuntamento al 14 a novembre, grazie di cuore come sempre, veramente. Vi siamo grati, siete sempre gentili. Grazie a tutti e grazie Francesco che non lo vedevo da tanto, lui è un grande cantautore, anche la Maia e poi tutti voi, perché salutiamo tutti in un grande modo. Ci vediamo il 14, grazie di cuore, ciao a tutti. Il trio Marciano, featuring Matteo Castellà. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam.